Benvenuti in questa recensione della Old Friuli. Old Friuli recensione. Ho perso il conto a quante recensioni siamo arrivati da quando è iniziata la nuova stagione. Comunque, allora, mi sono un attimino perso alcune puntate, cioè no, cioè le ho poi recuperate, però comunque non le ho recensite tutte, diciamo, una dietro l'altra come facevo all'inizio, però comunque se c'è qualcosa, insomma, che mi dimentico, la riprendo sempre. Quindi ecco, parliamo un po', che poi non è proprio una recensione, ma è più che altro un riepilogo su dove siamo arrivati adesso. Allora, intanto Epic Farming nell'ultima puntata ha fatto un sacco di soldi, quindi questo è un pezzo molto importante della serie perché grazie a questi soldi accumulati Happy Farming potrà guadagnare, cioè riscattare il debito, insomma, dei Death Riders, che poi questi Death Riders, John Moxley guadagna milioni e milioni da Tony Khan, e immagino che anche gli altri dei Death Riders abbiano uno stipendio abbastanza salato, ma soprattutto Moxley. Però, nonostante questo loro chiedono un sacco di soldi a Happy Farming per Leslie. Quindi, insomma, scandalosi veramente, iper scandalosi anche, mh, sempre volenterosi di soldi, più soldi hanno meglio è. Mamma mia, che vergogna i Death Riders. E sono peggio degli Inner Circle. Il sindaco Rishi, tra l'altro, cioè, sembra veramente un coglione, cioè, è peggio dello Spaventapasseri, è bella per tutti voi ragazzi, cioè, peggio, secondo me sono la stessa persona. Cioè, è incredibile il suo menefreghismo in tutta questa situazione. Come mai questo sindaco Rishi qui non ha cercato un minimo di aiutare P-Farming, prendere un po' di soldi, darli a lui, o pagare lui stesso il riscatto? Proprio una merda sto sindaco Rishi, una merda. Bisogna provvedere presto e io infatti spero che ci siano delle elezioni per cambiare sindaco, piuttosto mi candido io come sindaco della All Friuli piuttosto perché almeno cambio le cose per il meglio. Quindi insomma speriamo che nel prossimo episodio ci sarà lo scambio con Leslie che torna perché Leslie serve. E in più sarà anche curioso vedere Leslie conoscere il barone Corbino, se andranno d'accordo o no. E poi speriamo che i Death Riders non infieriscano ancora. In quanto a Ludmillo, io penso sempre che arriverà qualche tradimento. Non lo so, a me questa cosa dell'Ucraina, di Chernobyl, non mi convince affatto, secondo me. Non mi stupirei se nel prossimo episodio vediamo qualche tradimento, magari con Ludmillo che era in Friuli, che era già in Friuli da tempo, ma si è rifiutato di lavorare e magari era d'accordo con i Death Riders, perché insomma i turn da parte di Ludmillo sono sempre dietro l'angolo. Mi ricordo quello che aveva fatto nel 2021, quando aveva orchestrato tutta quella cosa dei fantasmi, non so se vi ricordate, però la serie mi pare che si chiamasse Bell Friuli, non Old Friuli, ma comunque sempre stessa timeline. Ludmilla a me, in questo caso, cioè io voglio pensare che sia buono, che abbia imparato dai suoi errori, però secondo me nasconde qualcosa, assolutamente nasconde qualcosa. Mi pare troppo strana questa cosa di Chernobyl, vedremo se ci sarà qualcosa che ci nasconde o meno. Ad ogni modo, vi ringrazio di aver ascoltato questa recensione. La prossima puntata della All Free sarà must watch, sarà imperdibile, non potete perdervela, quindi guardatela. Alla prossima.